Buon pomeriggio signori, benvenuti su Crusader Kings 3 col nostro Silvione. Un Silvione giovane, giovane e scapolone d'oro. Non è sposato ma ha già avuto una tresca con una in Francia, vabbè non vi sto neanche a spiegare. E adesso è in partenza per andare a vedere il suo signore d'Italia, per farsi riconoscere nello status e nella posizione di amministratore, diciamo, non economico ma a livello diplomatico proprio del Regno d'Italia. Vediamo se le sue abilità, seppur giovane, riescono a entrare nel ruolo, a farsi assumere. Vediamo, vediamo. Malvenuti comunque ragazzi, eccoci qua. Allora, richiesta d'udienza rifiutata. Come richiesta d'udienza rifiutata? Ahimè. No. Ah, questo è per danneggiarlo. No, io voglio insisto. Seconda opinione. Allora, Luis ci pensa un attimo, poi urla Antoninu. Antoninu, vabbè. Chiedo il vostro consiglio su una questione. Il sangue nobile cortigiano si fa avanti con impazienza, stringendo la sua tunica. Sì, una questione molto delicata, miei signori. Il principe vescovo Benedictus e il principe vescovo di Re osserva defilato in silenzio. Nessuno potrebbe mettere in discussione un argomento lasciato inconfutato da lui. Il re torna da me e la sua attenzione si sta già spostando altrove. Devo fare qualcosa. Ok, non me va proprio. Non me va proprio cagà. Ma come su Silvione? Dico scribbio. Allora, possiamo accettare una sfida di erudizione o di amministrazione. Allora, Antonino perde 10 opinioni nei tuoi confronti. Re Luis non si convince. Ok. Sfida amministratore contro di lui. Oppure no, beh, direi che andiamo. Erudizione, ragazzi, non ci siamo. Direi che andiamo sulla parte amministrativa. Abbiamo 47%. Un tiro di moneta. Ora sei cancelliere. Sì, ragazzi, sono diventato cancelliere. Perfetto. Sono il cancelliere, signori. Sono il cancelliere. Oh, re ha dichiarato ancora guerra. Perfetto, ragazzi. Sono il cancelliere dell'Italia. Spettacolo. Guarda com'è contento il Silvione nazionale. Guarda lì che bel sorrisone. Perfetto. Allora, adesso, ragazzi, ora che ho acquisito questo potere, dobbiamo che tutti sanno chi sono. Dobbiamo quagliare e tirare a noi un po' le redini di questo ducato e farlo crescere. Allora, la baronia di Milano, poi la città di Monza. Da chi è amministrata? Sempre da me. Minchia, raga, faccio la squadra di calcio. Allora, contea di Como. Perfetto, sempre io il possessore. Ma non ho neanche un vassallo, scusate. Cos'è sta storia? Non c'ho neanche un vassallo. Città di Bellinza, bellissimo. Bellissimo questo gioco. Boh, vabbè. Allora, mi piacerebbe molto fare l'edilizia, come ai tempi, diciamo, che è una cosa di famiglia, diciamo così. Mi piacerebbe fare il costruttore e avrei anche i soldi. Però, raga, io vorrei in realtà fare un claim. Un claim su Pavia. Oppure anche Cremona, anche Cremona, perché questo vescovo qua c'ha -7. Il Cremona mi consentirebbe di avere accesso a questa sponda del Po, controllare il ponte, che non sarebbe male. Queste zone sono in comunicazione fra loro. Interessante questa parte qua. Poi metterei uno zampino qui al di là del Po. Non mi dispiacerebbe, vi dico la verità, non mi dispiacerebbe. Anche il Lodigiano, eh. Però io non ho capito questa cosa, perché fa parte di Re Luis. Ma ci sarà un... Ah, eccolo qua. C'è il vescovo. E qui invece non c'è nessuno. Ah, facciamo un claim, dai. Facciamo un claim e poi vediamo. Ok, facciamo una fabbricazione. In questo gioco è estremamente facile poter attaccare guerra, quindi... E prepariamoci, ragazzi, prepariamoci alla guerra. Loro sono addestrati, li sto pagando, va bene. Però volevo anche un attimo
No, offri un pupillo, ancora questo pupillo, basta. Va bene. Non sto condividendo il potere con Bianca. La reggenza termica. Ah, ok, va bene. Va bene, va bene. Allora, andiamo avanti. No, non voglio rendere... posso fare un gran torneo, non mi interessa. Nessun sceriffo nominato. Contea di Lombardia, mancanza di ufficiali giudiziari. Si è verificato perché il nostro fenomeno qua è scarso. Allora, potremmo anche cambiarlo, Potremmo anche cambiarlo. Però 16 in marziale. 16 in marziale non è male. Amministratore, sindaco. Vediamo un attimo. Sindaco Moruello. Fatemi vedere chi è lui invece. Cosa vuole. Sindaco di Monza. Ma magari mettere qualcun altro. Vediamo. Tipo lui, che però è un cortigiano. Sindaco Alberto di Bellinzona. Ci potrebbe stare. Che però ha già il nostro cancelliere. Fatemi vedere che c'ha un 15, non è male. No, no, no. Va bene lì. E gli altri sono tutti inferiori. No, no, no. Questo sottofondo di mucche, poi spettacolo, raga. Allora, niente, andiamo avanti così fino alla formazione del claim. Guardate, mi piacerebbe fare le mura, però non so. Non so se farlo, a dir la verità. Perché, allora, il claim mi costerà anche parecchio fare questo claim, avanzare questo claim. Però ragazzi, c'è bisogno di vino. E noi sappiamo che vogliamo vendere i vini. E che la vendita dei vini è fondamentale per inebriare la corte del nostro sovrano. E per entrare nelle sue grazie, visto che manco mi voleva dare udienza. Intanto la nostra pietà scende. Ok, allora, perfetto, perfetto, perfetto. Possiamo avere un vantaggio. Ok, premuroso. Opinioni dei vassalli. Comprotti massimi, efficacia in carico affari esteri. Costo di creazione del titolo. Interessante anche questo, conquista ducale. Qua abbiamo dei vantaggi più sul militare, tipo. E qua su Sincera amicizia. Anche questo è interessante, perché opinione parenti stretti. Però adesso sono da solo, non ho parenti, quindi interessante. Però io vado su premuroso, perché secondo me, allora, vedi, perché mi interessa mi interessa questo, dei vassalli, la conquista ducale. Può usare casus belli per la vassalizzazione forzata. Andiamo qua, perché adesso dobbiamo espanderci, quindi andiamo proprio sulle skills di diplomatico. Allora, qui intanto guerra santa, va bene, complotto, andiamo avanti un po' più velocemente. Allora, bene, è stato influenzato lo zio qua. Perfetto, allora io adesso... Però non mi dà... Io posso andare a trovarlo quest'uomo. Quest'uomo di religione. Allora, fatemi vedere un attimo. Guarda, anche lui si sta costruendo una bella fortezza. Allora, aspettate, vediamo. Vedi qua, c'ho delle altre opzioni che io. Fonda una fazione di indipendenza, fonda una fazione indipendente. No, modifica. Però riferito al mio signore, immagino. No, scusate, ho sbagliato. Non dovevo andare qua, qua dovevo andare. Ho sbagliato. Allora, vediamo. Non mi fa fare molto. Io ho bisogno di alleanze, ragazzi. O faccio un torneo. Ho bisogno di formare alleanze. È possibile vedere in questo caso quanto è potente una fazione? Devo capire. Italia, Italia, Italia. Secondo me però questo fa parte proprio della casata del re d'Italia.
No, allora facciamo una cosa, ragazzi, perché secondo me qua dobbiamo cambiarla. Sì, la spostiamo da questa parte qua. Mi è stato riferito come il vostro vescovo stia lavorando in fabbricare una fabbrica con la conte di Pavia. Mi ricorda che siete conti di diritto, non per avidità. Vero, vero. Vero, vero, vero. Intanto io faccio quello che ho voglia. Va bene, va bene. Allora, andiamo qua su Cremonese, ragazzi. Perché secondo me questa parte qui è gestita dal nostro regnante direttamente. Sono suoi territori. Vedi, Italia, Italia, Italia. Ah, Granducato di Toscana molto grande. Quindi niente, stiamo qua così tranquilli. Ci facciamo le nostre. Qua si riesce a vedere, no, non si riesce a vedere una mazza. Allora qui a questo punto andiamo a fare mura. Anche perché ci vorrà, dovrei avere abbastanza denaro. Però non lo so ragazzi, sono un po' indeciso. No, teniamolo per la guerra, dai, non facciamo cavolate, andiamo avanti molto velocemente. Così vediamo la fabbricazione del claim. Intanto qua, ok, sì, sto ancora influenzando il vescovo. Attenzione, influire le convinzioni religiose. Allora, erudizione oppure 30 opinioni, continuity e sforzi. Mi de Teomiro. Allora, si convince. Guarda, 50 di opinione. Oppure, no, dai. Niente, ho speso 75, niente, è andata male. Sì, però continuiamo a fare il claim su di lui e vediamo. E vediamo. Questo sempre non mi vuole benissimo, ma tanto mi sembra più di là che di qua. Questo infatti 79 anni. Andiamo a fare la nostra rivendicazione. A breve avremo la rivendicazione. Re Luis perde 30 opinioni nei miei confronti. Mi interessa. La tassazione causa banditismo. Vabbè, madonna, ma questo qua, cacchio, è veramente un po' scarsino, eh. Sindaco Morello di Monza. La banda degli uccelli perduti. Allora, offri il posto di lavoro. Oppure sì, io potrei anche offrire il posto di lavoro. Però allora, vediamo se posso utilizzare qualche mia capacità diplomatica. Wow, costringe a lasciare la città. Non se ne parla qui. Diplomazia, guardate, 96 signori. Silvione nazionale. Ha ottenuto 150. Il conte di Como ha ottenuto ascoltato dalla gente del posto. Gli ho detto, ragazzi, allora ragazzi, andatevene. E via. Guardate anche qua la sfida diplomatica. Mamma mia, signore. Mamma mia, un complotto a corte. Dobbiamo fermare i criminali di tutto ciò. Wow. L'esistenza del complotto per uccidere Bianca viene rivelato. Il mio capo delle spie è giunto a me con una pessima notizia. Sebbene non sappiamo ancora di chi si tratti, qualcuno sta pianificando di uccidere lei. Non sanno con chi hanno a che fare. Mio signore pensa di poter uccidere me? Gliela farò vedere. Federe in questo caso. Gliela farò federe. Beh, bellissimo. Oh, se gliela farò. Ma chi è questa? Va bene. Ai ai ai. Quindi cosa è successo? Incarico terminato, perfetto. Allora, il claim assolutamente lo faccia. 87 costa. Ammazza. Va bene, procediamo. Ora abbiamo la scusante per attaccare questo brutto signore qua. Abbiamo 6 superiori come esercito. Abbiamo tanti arcieri, 5 cavalieri, leve. Lui ne ha 567. Però qua hai fanti corazzati, ostrica. Ostrichina. Allora, aspettiamo a dichiarargli guerra. Intanto teniamoci il claim lì. Se io faccio guarnigione 150. Tasse. Fabbri scuderie. Ridotto costo di organizzazione, competizione, gran torneo. Cavalcature migliori. Leve 100. Fabbri ci dà un bel tasse dall'insediamento più 4%. Wow.
Efficacia contro cavalieri, interessante. Però io andrei su mura e torre, a dire la verità. Tasse più 0,2 è poco però. Più 0,2 al mese, però qua ha 4% in totale. Ok, quindi potrebbe essere anche meno di 0,2. Allora, fatemi vedere un attimino. Perché io vorrei delle alleanze, ragazzi. Però, porca miseria. Intanto ci manca il medico di corte. Ci manca il medico di corte, però aspettiamo un attimino. Allora, il Silvione nazionale potrebbe tentarla. Nessuno dei due alleati. Io ho più truppe, però, raga, i suoi sono messi, sono fanti corazzati. Io quanti arcieri c'ho? 300 arcieri, 5 cavalieri. Cavoli. Mi preoccupa i fanti corazzati, ragazzi. Vi dico la verità. Mi preoccupano. Mi preoccupano. Mi preoccupo, tende di pelle. Questo cosa mi dà? Se lo porto a livello 2. Inseguimento di schermaggiatori, danno degli arcieri, danno agli schermaggiatori. Pericolo meno 2. Allora, ragazzi, sono... non so cosa fare. Del militare io posso prendermi dei mercenari. 132, wow. Wow, ragazzi, costano tanto. 170, wow. Guarda quanta gente sta guerreggiando. Ho la compagnia che costa di meno, 174 questa. Che sono solo cavalieri? No. Cavalieri leggeri. 174 e poi ci sarà il mantenimento, immagino. Ma cavalleria leggera potrebbe essere utile per vincere la guerra. Però, ragazzi... Ragazzi, è tosta. Allora, andiamo a vedere a influenzare qualcuno. Che lui l'ho già influenzato, è già al massimo. Allora, aspettate, intanto ragiono un attimo cosa fare. Devo influenzare qualcun altro. Qualcun altro che ce lo potrebbe avere con Cremona. Tipo il Mantovano. Vediamo il Mantovano se mi dà qualche soddisfazione. Vediamo. Domanda di rivendicazione. No. Allora, potrei o attaccarlo o aspettare un attimino. Però io ho anche gli uomini d'arme, forse... Ah no, ok, sono 5. Se ne crea uno nuovo. Forse mi conviene piuttosto che prendere i cavalleggeri. Wow, onagri, interessante. Però io farei fanti corazzati. Spendo una fortuna, però io lo creerei. Che manca questa parte, secondo me, dei fanti corazzati. Li facciamo stazionare a Como. Adesso li facciamo salire, anche se costeranno tantissimo mantenerli. Allora, influenza il buon conte. Qui aver ospitato signori e dame provenienti da regni vicini e lontani ha fatto sì che mi presentasse diverse occasioni per mettere in buona luce il conte. Mio signore, grazie, che è la persona più dignitosa di cui avete sentito parlare. Beh, io. Oppure... Dai, facciamo... Spegniamoli, questi punti. Vediamo di costruire un po' di... Oh, perfetto, perfetto. Complotti in lingua più efficacia affari esteri. Allora, efficacia affari esteri, andiamo. Perfetto. Bene, sono salito a 1.1 nonostante abbia l'esercito. È nata una figlia bastarda. Ah, il mondo saprà di mia figlia. Tu riveli il segreto del figlio. Devo stare molto attento al riguardo. No, allora, io... Quindi lei è ancora... Ok. Allora, io sono un po' un infame. Non voglio mettere lei... Non voglio mettere... amministrativa, tra l'altro. Amministrativa. Non voglio metterla in pericolo. Perciò facciamo così.
Approva i possedimenti della chiesa. Cioè? Ti approva i possedimenti della chiesa. Ok, c'è qualcuno che passerà dalle mie zone, va bene. Il tuo consigliere, Kerat, è morto. Oh, finalmente, ragazzi, è morto. Ok, ok, lui viene da noi, perfetto. Perfetto, però adesso il claim... Oh, sì, ce l'ho ancora. Allora, no, va bene così, va bene. Poi influenzeremo anche lui. Per creare un encomio non lo voglio fare. Poi graziare l'amante. Concedi la grazia. Concedere la sua memoria per l'imprigionamento. Concedere... Perché ce l'ho imprigionata io questa, no? Concede la sua motivazione per l'imprigionamento. Analisi Bellini. Una motivazione per l'imprigionamento ad un signore l'opportunità di imprigionare liberamente un suddito. Questa possibilità è data al fatto che il suddito è un criminale. Concede la ragione per evocare un titolo. Ok, quindi questa è un criminale, ma è anche la mia amante. È grata. Non ho ben capito questa cosa. Concediamo la grazia però, va bene, gliela concediamo. Ok, sono ancora scapolone d'oro, perfetto. Intanto vedo che c'è salito a 1.1 nonostante l'introduzione di questi. Allora, appena questi saliranno. Bene, ok, lui è stato influenzato. Io ti chiedo... No. Niente, non riesco... Ho bisogno di partecipare a qualche torneo, ragazzi. Ok. Al meraviglioso Silvio. Ah, proporre alleanza? Mica Agrigento. Ah no. Dove sta? Dove stanno questi? Allora, però assolutamente sì, io accetto. Perché sono timido. Ok. Ma che me frega? Sì, sì. Assolutamente sì, ragazzi. Allora, non c'è il momento più propizio per stringere alleanza. Questo, attività. Non ho capito il simbolo di attività cosa voglia dire. Aspettate, perché qua... Allora... No, ma non voglio fare nessuna attività io adesso. Allora, il Silvione nazionale. Adesso andiamo a fare un bel claim qua. Cioè un bel combattimento qua. Io posso dichiarare guerra, sì, assolutamente. Adesso ci siamo perché ho 100 fanti corazzati dalle mie parti. Fatemi vedere solo la parte... Ok, sono al 100, quindi sono alle giuste dimensioni. Perciò adesso ne dichiariamo guerra. Perfetto. E dovrei avere anche un alleato. Esatto, lui. Allora, dichiarami guerra, non puoi permettere il costo di questa guerra, quindi la dichiarazione riceverà i seguenti effetti. Penalità devozione, perdi il livello di devozione. Risultato peccatore. Perde 25 opinioni nei confronti di 10 anni per guerra dichiarata. Ma non mi interessa. Sarà un peccatore. Ma io dichiaro guerra. Peccatore cosa mi fa? Opinione del clero. Mi interessa. Gli affari sono affari, signori. Gli affari sono affari. Fatemi vedere qua. Gli affari sono affari. Allora, tu zio, ti chiamo in guerra. Poi facciamo raduna tutti. Perfetto. E andiamo in guerra, signori. Il Cremonese sarà nostro, dove ci sono le fabbrichette. Allora. Bene. Ok, perfetto, entra con noi. Ah, chiedere aiuto mi fa consumare prestigio. Beh, ci sta. Servizio organizzato, è fortuna. Ok, benissimo, abbiamo il nostro esercito che si sposta. Perché abbiamo solo... No, aspettiamo un attimo qua però. Aspettiamo il nostro compagno allora a questo punto. Perché abbiamo solo 400, ragazzi? Allora,
Allora, la cosa bella è che quando io ho fatto la prima partita c'avevo un esercito della Madonna. Vedete, l'800 raduna tutti, raga. No, raduna tutti gli eserciti. Ok, ok, scusate. Ok, ok, adesso ci siamo. Avevo un sacco di uomini e poi dopo mi erano spariti. Ok, va bene. Allora, riorganizza, unisci gli eserciti, perfetto. Ok, adesso ci siamo. Andiamo qua. E mettiamo ad assedio questa città. Ok, lui mi vuole bene. Va bene, per ora ce lo teniamo così. Perfetto. Diplomatico Silvio. Perfetto, andiamo avanti in questa guerra. Loro rimangono ancorati nella loro capitale. Va bene, noi cerchiamo di prendergli questa città. No, dobbiamo andare da loro per forza, quindi. Sì. Per forza. Per forza. Allora, vabbè, andiamogli incontro. Migliore comandante dell'esercito, più tratti del comandante. Probabilmente vincerai. Speriamo. Allora, io ho anche il mio alleato da qualche parte. Se dovesse... Spero arrivi. Allora, dove sta? Scusate. Ah, ok. Ok, ok. Ok, ok. Va proprio Agrigento. Vabbè, ma guardate qua. Sicura vittoria, signori. I miei cavalieri pesanti hanno svolto il loro compito egregiamente. Benissimo. Siamo all'assedio di Cremona. Tra l'altro non perdiamo neanche tanto. Buono. Via questa chiesa maledetta. Dai che ci prendiamo il cremonese, dai. Eccoli qua i nostri alleati. Solo 130 uomini, vabbè, però sono più che sufficienti. Unitevi. Perfetto, il Silvione nazionale. Il mio magico conte Silvio di Lombardia. Ho sentito parlare bene di voi. Eccolo qua. Un altro possibile... interessante. Incornicia la lettera del mio salone. No, no, che sto scemo. No, no. Assolutamente. Iniziamo una corrispondenza. Bene. Eccolo qua. Allora, non vedo l'ora di ricevere risposta a corrispondenze. Però scegliete il primo argomento a discutere. Strategie militari o inviare un regalo per dimostrare il mio apprezzamento. No, no. Questo. Tanto qui. Ok, ci dice della vittoria. Eccoli che tornano in gran carriera. Bravi, che vengono verso di noi. Brava Lia. Ops. Guarda, 50 uno stile di vita diplomatico. Non mi aveva perso 15 opinioni nei tuoi confronti. State cercando di farmi sentire un idiota. La vostra ultima lettera era così intrigata che malapena sono riuscito. Ragazzi, Silvione è over. È over. Ha creato una fazione contro il re. Ah, ecco perché mi voleva arretire. Attenzione, scontro. Scontro. Vabbè, ragazzi, ma dove vogliono andare? Guardate qua come li puniamo. Mamma mia. Mamma mia. Speriamo di fare anche qualche bella uccisione loro. Disfatto l'esercito. Disfatto l'esercito. Guarda qua, posso chiedere anche un riscatto. Chiedo il riscatto, assolutamente. Ho bisogno di denaro. Datemi i soldi. Bene. Allora, visto che ci sono, avvio anche la costruzione di mura e torri, perché sono così avanti che dico, vabbè, va. Sì, ok, perfetto. Quindi possiamo adesso sbloccare il nostro stile di vita. Facciamo conquista ducale o negoziati difensivi. Puoi proporre un'alleanza senza un matrimonio. Assolutamente, assolutamente. Perfetto. Guarda qui Silvione come si piglia. Il prossimo è Brescia, ragazzi, ve lo dico, facciamo proprio la triade Cremona, Milano, Brescia, con Bergamo dentro. Adesso controlli Cremona. Ho occupato Cremona. Va bene, ragazzi. Allora qua direi che imponiamo le nostre richieste e via.
Così sia. Al blaterante Silvio, come ti permetti, maledetto, schifoso. Possono i tuoi anni essere brevi e miserabili. Sei un nemico molto più grande di quanto immaginassi. Per porre fine a questo spegnimento di sé, seconderò le tue richieste. Ma va, vai a casa, va. Gioppino. Gioppino, rientriamo. Voglio rientrare con l'esercito, anche se mi costerà qualcosina questo attraversamento, però. Eresia iconoclasti di Armagnac. Al duca ha annunciato al mondo che lui e i vassalli si sono convertiti alla fede iconoclasta. La fede iconoclasta compare nel ducato di Armagnac. Siano buone argomentazioni? Assolutamente no. Io, cattolico convinto. Ragazzi, guardate che bello il regno di Lombardia che inizia a crescere pian piano. Attorno a quello del suo signore. Guardate che bello, bellissimo. Anche Spoleto è interessante, che sarebbe il centro Italia. Però no, noi costruiamo prima il Lombardo-Veneto, quindi torniamo qua, ok, perfetto. Andiamo, bravi miei soldati. Bravi. Sciogli esercito, sciogliamolo. Bravi, bravi miei soldati. E adesso andiamo via con la costruzione edilizia. Edilizia. Basso controllo nella contea di Cremona. Non sta impiegando un medico di corte, hanno ragione. Tac. Sono diventato capo della cultura cisalpina, ragazzi. Chi questo si è convertito? Ah, ok, vabbè, lui non mi interessa onestamente. Un altro sovrano abbraccia l'eresia. Fazione creata contro... quella bisognerebbe andarla a vedere, ma più avanti. Riscatto accettato, va bene. Combattimenti nemici catturati, perfetto. Allora, adesso abbiamo Cremona. Facciamo una cosa prima di lasciarci. Andiamo a prendere il nostro consiglio e diciamo allo zio qua di aumentare il controllo sulla contea. Ok. Ok, perfetto. L'encomio non lo voglio creare. Intanto l'edilizia sta andando avanti perché stiamo costruendo i bastioni contro le mura cortina. Perfetto. Cremona cosa c'ha? Non c'ha niente. Provincia un po' brutta. Vediamo invece qua la città di Crema. Non c'è nulla. Magari la città di Crema potremmo fare pascoli e bovini o una roba del genere. O le caserme. Vabbè. Ah, la gilda potremmo fare. Anche la gilda è interessante. Vabbè, però adesso direi che andiamo a potenziare la nostra deal, cioè questa parte qua, che direi che è la più importante. Abbiamo acquisito praticamente quindi il controllo di tutta una sponda del fiume che divide a metà il nostro territorio. Questa cosa non mi piace molto, devo essere onesto. Avere un fiume che divida i nostri... Però abbiamo acquisito il ponte, ragazzi, il ponte sul Po, che è veramente un'ottima cosa. Certo, andare a prendere la baronia di Mantova mi consentirebbe di acquisire una seconda sponda sul fiume Po. Molto interessante. Peccato non poter controllare Pavia, non per adesso perlomeno, perché Pavia fa parte dei regni del mio signore e io come suo cancelliere non posso andare a spadroneggiare. Questo è il conte Betare di Brescia. Interessante, interessante. Intanto guadagniamo veramente pochissimo da Cremona, ma io confido che nel tempo io riesca a guadagnare un po' di più, anche se non mi sembra proprio che sia ottima, ottima. Dominio insediamenti, ne posso fare 3, va bene. Va bene, va bene, posso ancora averne 2, scusate, non 3, 2. Intanto le entrate mensili sono basse. Vabbè, dopo con il discorso del castello, cioè del bastione a Milano, dovremmo reclutare, avere un po' più di tasse dalla zona di Milano e andare un po' alla pari. Va bene, signori. Noi ci vediamo per un prossimo gameplay. Sicuramente, ragazzi, il nostro prossimo obiettivo sarà Brescia, quindi in modo tale da unire questa zona qua e poi sicuramente Mantova, andarla a prendere, anche Spoleto mi piace molto. Pavia sarebbe proprio interessantissimo, però va bene. E poi andiamo anche da questa zona Novara, ma sarà una roba più avanti, e in modo tale dopo andare verso il Ducato del Friuli, che però è veramente grosso, ragazzi, veramente grosso. Però in Toscana magari con qualche mano, qualche aiuto. Guardate Spoleto, ma Spoleto... Oh, ok, questa Spoleto è questa Spoleto. Ok, va bene. Va bene, va bene. E vabbè, ragazzi, adesso vedremo cosa farà il nostro Silvione. Ricordo che è ancora Scapolone d'Oro, quindi può sicuramente stringere delle alleanze importanti tramite matrimonio. Quindi, ragazzi, direi che questo è argomento del prossimo gameplay.
noi ci vediamo in questo bellissimo mondo, su questa bellissima tavola, e al prossimo gameplay. Ciao ragazzi.